Buongiorno, eccoci qui pronti col nostro focus. Oggi ci occupiamo di sanità, sanità che è ovviamente sempre nell'occhio del ciclone, potremmo dire, perché i problemi non mancano, carenze di organico, aggressioni al personale medico e infermieristico, ma anche lunghe liste d'attesa che quindi costringono gli utenti, i pazienti a dover rinunciare spesso anche a curarsi e a sottoporsi appunto alle indagini diagnostiche necessarie anche per la prevenzione. Di tutto questo ne parleremo oggi pomeriggio con Tony Palermo, il dottore Tony Palermo, che è segretario regionale della NAO Assomed. Buonasera e benvenuto. Vedo già collegato Salvatore Vaccaro, che è del Nursing Infermieri Professionisti di Catania. Buonasera, benvenuto anche a lei. E poi avremo anche, eccolo, lo vedo anche il dottore Domenico Torrisi, che è del Tribunale dei diritti del malato di Catania. Grazie per essere con noi e dunque cercheremo di affrontare quello che sono i nodi e soprattutto le criticità che poi riguardano tutti, perché siamo tutti coinvolti, no? Nel un modo o in un altro abbiamo avuto sempre a che fare e ci è capitato di avere a che fare con le strutture sia pubbliche sia private. Cominciamo da un dato. Dottore Palermo, io le chiedo, ma i siciliani rinunciano a curarsi? Insomma, oggi abbiamo intitolato questa trasmissione Codice Rosso, no? Per dare un... Ci siamo, diciamo. Ci stiamo avvicinando a questo Codice Rosso? Diciamo che la Sicilia è in media con la nazione, cioè con ciò che succede in tutta Italia, quindi dove è calcolato che il 6% circa degli italiani rinuncia alle cure per un motivo economico, per cui il grado di povertà tende ad aumentare, quindi un dato che è intorno all'1,2-1,5% è povertà assoluta, mentre il restante sono persone che non hanno come arrivare a fine mese e quindi tra la lista d'attesa che ovviamente impegna, ma tra il fatto che devono pagarsi le visite non riescono a curarsi. Certo, e questo insomma anche pesa gravemente poi quella che è la salute delle persone, perché ci sono tanti ostacoli, no, che si sovrappongono, quello economico è il primo, ma soprattutto anche noi dobbiamo evidenziare questo divario che si sta creando, questo solco che si sta creando tra la sanità pubblica e quella privata. Sì, il solco c'è, dico, la sanità privata, io lavoro nel pubblico, quindi sono un sostenitore del pubblico, però la sanità privata ha un importantissimo ruolo, che è quello di affiancare e cercare di compensare ciò che il pubblico non può dare. Il discorso è abbastanza complesso e complicato, perché la cultura ancora siciliana, ma italiana in generale, si dice ospedalocentrica, cioè la gente va in ospedale a curarsi perché sa che l'ospedale è l'unico posto dove può ricevere tutte le cure. È chiaro che questo è un indice di malattia importante, che vuol dire che non sta funzionando il territorio, e su quello che bisogna lavorare, su quello che magari il PNRR, ci auguriamo o ci illudiamo, possa sopperire questo gap. Quindi il pubblico arriva e fa di tutto, mentre il privato, che ha le esigenze di ovviamente pensare al suo guadagno, riesce a organizzarsi le cure in modo tale da accontentare un po' tutti. Però io c'è qualche problema però su questo. Qualche giorno fa la polemica che c'è stata, lei lo saprà, il sottosegretario Gemmato, che pubblicizzava una struttura privata della quale tra l'altro lui faceva parte, insomma era azionista, quindi la dice lunga su quello che poi potrebbe essere anche, lo dico io, insomma, anche l'ingerenza della politica, che poi di fatto è quella che decide un po' anche... Gemmato è stato, diciamo, onesto, l'ha detto pubblicamente. La politica invece nazionale degli ultimi anni ha agito contro l'ospedale pubblico, ma non l'ha mai detto, né mai lo dirà questo. Però di fatto poi ha agito nel fatto appunto di non lanciare per esempio i concorsi e quindi rafforzare l'organico, oppure per esempio un altro nodo da capire, anche da denunciare, è la strumentazione. Secondo appunto alcuni studi, credo anche Gimbe stesso, che appunto rilevava che la strumentazione delle strutture pubbliche, soprattutto per l'alta specializzazione e specialità, è assolutamente obsoleta, cioè parliamo di macchine con più di 10 anni, e questo è un gravissimo Il 57% degli ospedali italiani
non ha strumentazione di livello importante, di secondo livello, come Sì. appunto diceva lei, e su questo abbiamo più volte chiesto, anche il mio segretario nazionale ha più volte chiesto, anche in audizione alla Camera, che venisse in qualche modo rafforzato la parte, diciamo, che è importantissima per un ospedale pubblico. Ecco perché poi la gente magari sceglie il privato, ma i finanziamenti sono stati sempre insufficienti a coprire, e lo sono ancora e lo saranno anche per i prossimi anni, a coprire questi importanti deficit che ci contraddistinguono. Assolutamente. Tra l'altro si diceva che nelle strutture private che garantiscono, che hanno un budget, ovviamente appena finisce il budget, faccio l'esempio più banale che penso sia quello che sia capitato a tutti, le analisi cliniche che si fanno, però a un certo punto si arriva nella struttura convenzionata, la quale dice: oggi non possiamo fare appunto in convenzione, ma bisogna pagare tutto. E anche quello è e questo è un altro, perché loro vivono anche delle sovvenzioni di quello che sono quello che dà la parte pubblica, e quindi quando finiscono il loro budget chiudono. È una struttura privata e quindi si può permettere di chiudere e di non offrire più il servizio al pubblico perché non ha più i soldi per poter proseguire. Chiudono a settembre piuttosto che a dicembre. Sì, il pubblico appunto, ovviamente continua anche nei suoi problemi economici a erogare sempre prestazioni, ecco perché poi alla fine la gente è disorientata quantomeno, perché è lì tra pubblico e privato, oppure poi alla fine paga tutto lei. 42 miliardi credo che sia la spesa che ogni anno gli italiani spendono per quella spesa che si chiama out of pocket, cioè al di fuori di quelle che sono le convenzioni, la struttura. Quindi diciamo che è un argomento molto interessante per il privato. Ci sono 42 miliardi, sono 2 se non 3 finanziarie. Quindi, insomma, ogni anno i cittadini italiani affrontano questa spesa e non c'è come, ecco, non si è trovato ancora il modo di poter organizzare al meglio questa diciamo così, questa situazione. Certo, ma un altro argomento di cui ci occupiamo questo pomeriggio è anche quello delle aggressioni che si ripresentano sempre più frequenti, sono sempre più frequenti. A questo proposito io vi proporrei un servizio della nostra redazione di Simona Mazzone che è andato in onda non solo nei nostri telegiornali ma anche nella trasmissione di approfondimento Il Punto. Guardiamolo e poi commentiamo. Cosa sta succedendo? Ma chi lo viene? No, devono arrivare, a me non faccio dare la consulenza. Ho subito un problema sia alla mascella che all'orecchio. Lui è Flavio, nome di fantasia, un infermiere in forza da 6 anni e mezzo all'ospedale Garibaldi Centro, un operatore sanitario come tanti, troppi, che ha subito un'aggressione fisica. Un parente, portando la moglie in pronto soccorso, è arrivato, come spesso capita, con la macchina strombazzando e rimbazzata nella camera calda. Noi abbiamo capito che si trattava di un'urgenza e usciamo praticamente subito. Nel frattempo il parente comincia a dare pugni nelle porte, insomma dappertutto, per sollecitare. Nel frattempo che io sto per arrivare nel portellone, nella porta, insomma, dove c'era la paziente che effettivamente stava male, il figlio ha pensato bene di spingermi e di schiaffeggiarmi senza nessun motivo, forse per sollecitare, non lo so. Il papà, vedendo questa scena, ha pensato che io avessi provocato il figlio e mi dà altri schiaffi. Io mi occupo della paziente, prendo la paziente e me la metto al sicuro all'interno del pronto soccorso. Il collega la tratta subito in codice rosso e loro cercano ancora di continuare. Pazienti in attesa, parenti spazientiti e i toni si alzano, anche mentre stavamo registrando questa intervista dall'altra parte della sala al triage, l'ennesima aggressione verbale. Ma poi c'è la consulenza? Ma non c'è sta consulenza? Ma noi che sono la consulenza? Cosa sta succedendo? Ma chi lo viene? No, devono arrivare, a me non faccio dare la consulenza.
Potremmo dire scene di ordinaria violenza, no? All'interno appunto dei pronto soccorso siciliani. Salvatore Vaccaro, chiedo a lei perché spesso appunto il primo contatto che si ha tra il paziente e il primo sanitario che si incontra è proprio l'infermiere, questo professionista importantissimo che veramente poi rischia anche in prima persona, l'abbiamo sentito, ma non è il primo caso, insomma. Sì, di fatto la maggior parte delle aggressioni si verificano ai danni degli infermieri e purtroppo i casi sono sempre in aumento. Negli ultimi 5 anni abbiamo avuto un più 38% dei casi di violenza, quindi di aggressione fisica e verbale al personale sanitario, e nell'80% dei casi parliamo di aggressioni a donne, e nel 70% dei casi le aggressioni avvengono all'interno del pronto soccorso o in psichiatria a danni di medici e infermieri. Questi dati sono effettivamente allarmanti per quello che è l'escalation di violenza che si sta verificando all'interno dei nosocomi, soprattutto nelle aree di emergenza-urgenza. Parliamo di pronto soccorso, 118 e aree psichiatriche, quelle che soffrono maggiormente. Ma ovviamente sale anche non solo la tensione, ma anche l'apprensione di chi poi si trova a lavorare in queste condizioni. Voi avete già chiesto più volte, insomma, anche dal punto di vista dell'organico, no? di potenziare l'organico, perché uno dei nodi è anche questo. Sì, è solo uno dei nodi, l'organico, cioè da una parte gli organici sono deficitari per tutti i problemi che abbiamo sempre discusso, anche legati ai finanziamenti che ci sono del Fondo Sanitario Nazionale, piuttosto che quelli legati alla spesa per la dotazione organica esistente. Da un'altra parte queste strutture soffrono, parliamo del pronto soccorso, del servizio di emergenza-urgenza, eccetera, soffrono di una particolarità, cioè il fatto che il territorio che viene sempre implementato con ritardo non riesce a sopperire a tanti bisogni di salute che oggi gli utenti hanno, e quindi non trovando spazio, risposte sul territorio, si riversano dove? Il pronto soccorso, che è visto come il punto di approdo dove ognuno può ricevere assistenza, e lì poi i codici minori vanno a sovraccaricare il servizio e i tempi di attesa si allungano, con poi la tensione che aumenta, che può sfociare nell'aggressione fisica e verbale. Assolutamente. Anzi, a questo proposito vi vorrei proporre un'intervista che abbiamo realizzato alla responsabile del San Marco di Catania, la dottoressa Noto, proprio che parla a proposito, tra l'altro responsabile del pronto soccorso, quindi restiamo in tema, proprio per anche dare il suo punto di vista. Sono stati elaborati i dati e la causa principale, una delle cause principali è proprio l'attesa del ricovero in reparto, l'attesa per entrare al pronto soccorso. Perché parlo di educazione sanitaria? Perché il cittadino, che chiaramente in quel momento viene con il suo problema, però deve capire che ce ne sono tanti altri dentro che hanno una priorità diversa. Se io vengo perché ho una gastroenterite e quindi mi sento malissimo e vomito, però è chiaro che dal nostro punto di vista non è urgente come un infarto o come un politrauma. Quindi noi cerchiamo di rispondere a tutti, di aiutare tutti, ma ci sono dei tempi di attesa. Dottore Palermo, ci sono dei tempi di attesa, lei lavora pure in una struttura pubblica, in un ospedale, in un pronto soccorso pediatrico, quindi conosce anche la realtà. È proprio vero, cioè ci sono tempi di attesa che comunque non giustificano certo i gesti di violenza, e che però anche lì come si supera, o comunque si cerca di arginare questo. Ecco, parlava la collega di educazione, in effetti ne abbiamo parlato poco fa.
Molti pazienti sono codici verdi, vengono in codice bianco o codice verde perché non hanno potuto fare gli esami, perché stanno al pronto soccorso, gli fanno gli esami, gli fanno insomma quello che loro necessitano e quindi saltano liste d'attesa. E quindi questo non fanno altro che ingolfare la normale attività di un pronto soccorso, dovrebbe far lavorare solo sui codici, dai codici gialli in su, diciamo così. Quindi quando arriva un paziente che è in codice giallo, i parenti che già hanno la loro paura, la loro ansia e le loro abitudini, dico io, e che sanno che noi siamo i capri espiatori di tutta una struttura sanitaria che funziona poco, quindi sono un attimino anche un po' prevenuti, Certo. pensano di raccomandarsi, dico io, in qualche modo alzando il tono della voce o addirittura aggredendo le persone, perché in questo modo avrebbero più rispetto. Questa è l'idea che me ne sono fatta io. Quando poi cominci a parlare, a discutere, a ragionare, a fare vedere che stai facendo qualcosa, poi i toni in qualche modo si abbassano. Certo, a livello degli adulti noi non abbiamo visto, però anche noi abbiamo avuto pazienti che sono venuti, famiglie che hanno distrutto il pronto soccorso, Certo. che hanno aggredito infermieri. Questa è una cosa che ormai, dicevo, non fa più notizia, qualcuno dice, perché noi siamo aggrediti quotidianamente, insultati sempre, aggrediti, diciamo, è meno frequente, Certo, ma purtroppo quindi ancora molto frequente quello che... Quindi la gente viene all'ansia, alla paura, e soprattutto quando il paziente è dentro e non ha notizie, allora le ansie aumentano, certo. e quindi la tendenza ad aggredire, che magari è tipica di alcune categorie di persone, aumenta. Questo che ha anche un indice della medicina territoriale che dovrebbe essere più Certo. efficiente, perché dovrebbe servire, no, un po' da filtro, comunque Come no? fare un minimo Come di... no? No? Noi ci illudiamo, perché io ci spero, finché non lo vedo, non dirò sempre che il PNRR sta finanziando in Sicilia soprattutto milioni di euro di strutture che servono proprio a fare da filtro, perché ci saranno finalmente gli ambulatori di comunità e soprattutto gli ospedali di comunità, nel senso che libereranno gli ospedali per acuti di molti pazienti cronici che possono curarsi anche in una struttura che sia ben equipaggiata, eccetera. Quindi qualora dovesse partire questa situazione, perché per queste adesso case di comunità hanno previsto le case di comunità e anche gli ospedali di comunità saranno, secondo me, l'indice che possa poi fare variare finalmente la sanità in un qualcosa di buono. Chiaro che fino adesso però è stato previsto solo la costruzione, gli edifici non hanno previsto chi mettere dentro, e questo penso sarà opinione dei prossimi mesi e dei prossimi anni, devono darci le risposte. Già essere attivi nel 2026. Sì, però, il termine è quello. Sembra vicino, ma ancora c'è tanto da fare. C'è tanto da fare anche per organizzare un po' il tutto. È la Sicilia che ha un territorio veramente complicato da questo punto, la casa di comunità o convertire... Spieghiamo un po' in che cosa consiste, magari per chi non appunto consiste nel fatto di costruire intanto gli ambulatori dove il medico di base va e quotidianamente riesce a visitare i pazienti. Nello stesso tempo dovrebbe partire un'assistenza H24, quindi medico e infermiere, un po' come la guardia medica, che possa dare delle risposte all'utente, un po' sparse nel territorio dove ce n'è ovviamente più di bisogno, e per finire si passa alle case di comunità dove la gente va là, si fa gli esami, si fa gli accertamenti di cui ha necessità, proprio perché il territorio deve prendersi carico di questo. E tant'è che è previsto sulla rete ospedaliera, ho sentito dire che anche un po' le unità sanitarie possano in qualche modo sganciarsi dagli ospedali per potersi dedicare di più a questo, e per finire agli ospedali di comunità, che saranno piccole strutture di 20, quindi da 10 a 20 posti letto, che prevederanno un medico che è là presente, che eseguirà in qualche modo, a parte avere sotto controllo il paziente cronico, dico io, non solo anziani ma tutti i pazienti cronici, eseguire una terapia che l'ospedale che ha in cura questo paziente somministra e quindi prescrive al paziente. Quindi l'organizzazione sicuramente, se funziona così come è scritto, avrà un suo modo di funzionamento, e cercare di decongestionare intanto la periferia, intanto il pronto soccorso, intanto quegli ospedali che sono sempre carichi di pazienti e che non riescono a dare il posto di ricovero ai pronto soccorso, che è un altro motivo di tensione, è questo: il pronto soccorso non può ricoverare, che i ricoveri nei reparti sono pieni di chi? Di lungodegenti, molto spesso di malati cronici che non puoi rimettere, che non sai dove andarli ad allocare, e quindi questo crea un tamponamento, cioè un intasamento al pronto soccorso. Le posso dire anche il Covid che, ha insegnato, appunto, no? Infatti, le posso dire anche che capita che a volte i ricoveri vengono, non essendoci appunto le disponibilità nella provincia in cui il malato si trova, vengono trasferiti, ne so, da Catania a Palermo, le si immagini, Certo. questo che cosa
comporta alla per chi è famiglia, non malato? per il malato sta dentro una struttura, ma per la famiglia deve andare ad accudire, deve andare ad assistere qualcuno, insomma è un grande problema. Insomma, certo, anche un è un disagio. acuto, non lo so, anche Il problema è situazione organizzativo. Se noi in qualche modo riuscissimo ad avere un'organizzazione sanitaria più efficiente, non più legata a vecchi criteri, ma a nuove regole, diciamo la e allora sanità che verrà magari quella. potremmo, ma basterebbe attingere da chi andare a vedere, a farsi una passeggiata, quello che succede fuori dall'Italia per certi versi. Purtroppo non sempre è così. Noi ci fermiamo, una brevissima pausa, poi ritorniamo di nuovo in studio. E dunque ci stiamo occupando di sanità. Chiamo subito, interpello il dottore Torrisi del Tribunale del Malato di Catania. Buonasera. Insomma, abbiamo parlato un po' di quello che succede. Io non la sento. Quello che succede a livello territoriale, regionale. Vorrei capire da lei invece chi si rivolge al Tribunale del Malato. Allora, da noi sono diversi cittadini che chiedono il nostro intervento sia per la difficoltà di effettuare alcune prestazioni specialistiche a livello ambulatoriale, sia anche per difficoltà ad avere interventi, quindi ad avere dei ricoveri programmati, soprattutto per quanto riguarda i controlli. Io ho sentito parlare di questa necessità, io dico, di integrazione tra il territorio e l'ospedale. Siamo tutti, come diceva il dottore Palermo, fiduciosi su quello che potrebbe essere la riforma territoriale con le case di comunità, gli ospedali di comunità. Quello che è importante a nostro avviso è che ci sia una regia di tipo sanitario che possa collegare questi tre momenti, cioè la richiesta di salute del cittadino, la risposta del territorio, la continuità e il ricovero negli ospedali. Purtroppo spesso questo circolo virtuoso non esiste. Considerate anche che nel territorio c'è ormai una progressiva desertificazione sanitaria, soprattutto nelle aree interne, perché mancano il medico di famiglia, il medico di base, manca a questo proposito, mi scusi dottore Palermo, la interrompo perché c'è un nostro telespettatore che ci dice perché dice, lo sapete perché i pronto soccorso si affollano con tanti codici verdi, perché dice qua ci sono studi medici di base che aprono per poche ore al giorno e anche nei giorni festivi non sono attivi. Secondo lei questo può essere anche una un'istanza di chi poi degli utenti, dei cittadini, insomma dei pazienti? Allora, per quanto riguarda la presenza del medico di famiglia, io devo dire che la norma lo prevede la sua presenza almeno 5 giorni alla settimana. Il sabato e la domenica l'attività del medico di famiglia è sostituita con i colleghi medici della guardia medica o continuità assistenziale. Quindi l'attività, diciamo, di riferimento per quanto riguarda la medicina di base è presente, secondo normativa, 7 giorni su 7, perché anche, lo ribadisco, nei giorni festivi o prefestivi è presente ed è attiva la guardia medica. Ho capito, quindi il problema il problema è che spesso si cerca di fare prima, tra virgolette, rivolgendosi al pronto soccorso per delle prestazioni che, come diceva il dottore Palermo, talvolta sono inappropriate. Senta, ma invece un altro telespettatore dice, a proposito dei medici di base, sarebbe necessario diminuire il numero degli utenti, perché molte volte magari, ovviamente sono tantissimi gli utenti dei medici, e quindi anche lì nell'assistenza, qua dice, quando si attende per 10-12 ore le preoccupazioni aumentano per essere visitati. Allora, lì ci sono delle situazioni oggettive che purtroppo portano quasi ad aumentare il numero degli assistiti in carico ai medici di famiglia e anche ai pediatri di libera scelta.
perché se, come dicevo prima, cominciano a mancare queste figure professionali nel territorio, ripeto, soprattutto nelle aree interne della nostra Sicilia, già questo si nota, è chiaro che non trovando il riferimento del professionista si è costretti ad aumentare il numero di assistiti per ogni medico di famiglia. Allora, qui si tratta di rivedere un pochino quella che è la programmazione sanitaria, ahimè, trascurata negli anni passati. Io non so se nei prossimi anni ci sarà una maggiore opportunità per i giovani di iscriversi a medicina, noi lo speriamo, e di potersi soprattutto specializzare in una branca, perché la difficoltà esistente oggi, come gli addetti ai lavori conoscono, è che su 100 ragazzi che si laureano non ci sono altrettante opportunità di potersi specializzare dopo aver finito il percorso di laurea. Questo è un problema serio. Che poi appunto, lo diciamo sempre, a farne le spese sono appunto le persone che soffrono e che comunque si ammalano, e che soprattutto le fasce deboli dal punto di vista economico, no? Penso nella sua esperienza quotidiana lei ne avrà tante richieste di questo genere. Sì, troppo c'è una realtà che è veramente disarmante, del fatto che molti cittadini rinunciano alle cure. Sì, lo dicevamo prima, sì, infatti. C'è una grossa fetta di chi soprattutto ha difficoltà economiche che non prosegue un percorso di cura. Per questo noi tentiamo anche nel territorio di stimolare i servizi sanitari e in particolare sia la medicina territoriale ma anche la medicina ospedaliera a fare una effettiva presa in carico dei pazienti cronici, affinché questi pazienti, e sono una grande fetta, dai cardiopatici ai broncopatici o ai diabetici, che sono tra l'altro quelli che intasano maggiormente le liste di attesa per delle visite di controllo, perché non viene effettuata appieno quella che è la presa in carico dei pazienti cronici. Chiarissimo, grazie. Dottore Palermo, purtroppo siamo veramente in chiusura, le chiedo invece il 20 ci sarà questa manifestazione, sciopero nazionale, perché? Noi assieme alla CIMO, insieme a Nursing Up, assieme anche ad alcune altre categorie di lavoratori, credo anche gli insegnanti si vogliono associare, e anche per la prima volta, cosa mi è successo prima, i medici di medicina generale, scontenti di quello che la finanziaria, che la legge di bilancio offre alla sanità italiana, abbiamo deciso di dire basta, perché noi lavoriamo per il servizio sanitario pubblico, noi lavoriamo affinché la situazione venga organizzata meglio, e siamo anche un po' stanchi di essere in qualche modo presi in giro dicendo sì, le risorse ci sono, quando poi invece le risorse non ce ne sono. L'ultimo dato glielo posso dire, che noi si sa che il servizio sanitario regge fino a che si riesce a prendere almeno il 6% del PIL per quello che riguarda la risorsa economica per poterlo mantenere. Ecco, è previsto che nei prossimi anni il PIL riguardo alla sanità scenderà al 5,8-5,9%. Quindi per evitare che tutto questo possa implodere noi andiamo e diciamo basta, pensiamoci, organizziamoci, perché molto spesso tutto questo deriva da una cattiva organizzazione. Se noi ci organizzassimo meglio probabilmente potremmo andare avanti insieme con siamo aperti al dialogo ovviamente, ma non possiamo sopportare che poi le cose continuino ad andare peggio. Ecco, speriamo che invece continuino ad andare meglio, esatto. Ce l'auguriamo, e forse bisogna anche impegnarsi un po' tutti. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio anche chi ci ha seguito, alla prossima. Grazie.